Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Mia madre morta in ospedale dopo 8 giorni in una barella. La denuncia della figlia di una 76enne deceduta all'ospedale Ingressia di Palermo. L'ASP avvia indagine interna. Fermato l'uomo ritenuto responsabile del tentato omicidio di ieri nei pressi del cimitero dei Rotoli di Palermo. Gravissima la vittima. In città spaccate e rapine rendono il centro storico tutt'altro che sicuro. L'amministrazione corre ai ripari. Chi organizza i cenoni riservi posti gratuiti per chi ha una disabilità. Paola Tricomi, la ricercatrice universitaria di Catania che si batte per i diritti delle persone disabili, lancia una sfida ai ristoratori. Caro Babbo Natale, l'insolita letterina di un bimbo a Catania che sogna un quartiere pulito, illuminato e senza buche. Freddo e pioggia sul Natale in Sicilia, oggi disagi nel Palermitano con alberi abbattuti per il forte vento e allagamento in città. Calcio, il Catania domina, un moderato Sorrento e al Massimino finisce 4-0. Pelligra promette rinforzi a gennaio. Stasera l'esordio in casa di Capuano per Trapani Foggia. Bentrovati, lasciata per 8 giorni su una barella, è morta una donna all'ospedale Ingressia di Palermo. La denuncia è della figlia che abbiamo ascoltato e che al nostro microfono racconta questa incredibile vicenda. Sentiamo Marco Gullà. Lacrime di rabbia e di dolore. Lei è Romina, figlia di Maria Ruggia, la donna 76enne lasciata per 8 giorni su una barella al pronto soccorso dell'ospedale Ingressia di Palermo e deceduta dopo aver contratto un'infezione. Il caso è finito in procura con la figlia che denuncia appunto che la madre sarebbe stata lasciata per 8 giorni su una barella. La polizia ha sequestrato le cartelle cliniche e la salma che sarà portata all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico per l'autopsia. La figlia della paziente deceduta spiega che nel corso del ricovero non sono state considerate le condizioni cliniche della donna che soffriva di diverse patologie. Sono stata con lei, è stata per tutta la notte in barella degli ambulanzieri, dopo è stata portata in un'altra barella perché non c'erano barelle, dopo è stata messa in un'altra barella dove è stata qui per 8 giorni. Mi dicevano che aspettavano di portarla in reparto perché soltanto in reparto potevano fare le terapie dovute. Sulla vicenda un'inchiesta interna è stata aperta dalla direzione aziendale dell'ASP 6 di Palermo. Io sono stata chiamata alle 10 del mattino del 19 dicendomi se io fossi al corrente del modo in cui è arrivata mia madre in reparto. Che mia madre è in fin di vita. Io pensavo di aver capito male sinceramente perché non mi aspettavo una cosa del genere e mi hanno proprio specificato che mia madre stava perdendo la vita perché si era contratta un'infezione. Tutto il giorno ho provato a chiamare al numero che mi avevano detto di chiamare qualora ci fosse un dubbio, qualora io volessi delle informazioni e non mi hanno mai risposto. Le accuse verso l'ospedale palermitano. Secondo me mia madre si è contratta un'infezione proprio al pronto soccorso, che mia madre è stato un peggioramento, anzi prima c'era stato un miglioramento e poi subito un peggioramento, aveva anche difficoltà pure respiratoria, mia madre non è entrata per questo motivo. Restiamo a Palermo dove c'è un fermo per il tentato omicidio di un uomo ieri nei pressi del cimitero dei Rotoli. L'uomo è stato operato ma si trova ancora in gravi condizioni. Sentiamo il servizio di Orazio Longo. Avrebbe raggiunto a bordo di un'autovettura il luogo dei fatti dove si sarebbe scagliato dapprima contro la persona offesa con calci e pugni, centrandola successivamente con colpi di arma da fuoco in diverse parti del corpo. Gli agenti della squadra mobile di Palermo hanno fermato l'uomo ritenuto responsabile dei reati di tentato omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione, porto di arma clandestina e ricettazione, a seguito del ferimento di un uomo nei pressi del cimitero dei Rotoli la mattina del 22 dicembre. Sono in corso accertamenti per capire il movente del delitto e delineare eventuali ulteriori responsabilità
responsabilità, ma ad orientare gli investigatori sarebbe l'ipotesi di un attacco premeditato piuttosto che la tesi di un delitto d'impeto. La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, da poco passate le 12, tra i visitatori che stavano per varcare la soglia del cimitero. Antonio Fragale, il 43enne operaio della Reset, colpito dai colpi d'arma da fuoco, ferito gravemente al torace e all'addome, si trova ora tra la vita e la morte all'ospedale Villa Sofia. Tra le tesi al vaglio degli inquirenti, quella secondo cui l'uomo potrebbe aver avuto un appuntamento con qualcuno che gli avrebbe teso l'agguato. Per terra sono stati trovati una decina di bossoli, sentiti numerosi testimoni. L'uomo, che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio e droga, è sottoposto a sorveglianza speciale. E a Palermo si moltiplicano gli episodi di criminalità, spaccate, rapine, insomma tutto rende sicuramente il centro storico tutt'altro che sicuro e l'amministrazione cerca di correre ai ripari. Sentiamo Luca Ciliberti. Il cartello sulla vetrina vale più di decine di dichiarazioni di circostanza. È una presa d'atto da parte di chi vive il centro storico che Palermo ha ormai un problema di sicurezza endemico. Il cartello è al tempo stesso una richiesta d'aiuto forte a tutti i soggetti interessati all'incolumità della collettività. Come amministrazione comunale siamo rimasti molto colpiti dal messaggio del commerciante che indica prima di andare in ferie che la propria cassa è vuota per evitare spaccate. Abbiamo un tema di sicurezza percepito in città che stiamo affrontando come amministrazione comunale, stiamo potenziando anche gli investimenti sul sistema di videosorveglianza e telecontrollo collegato con la centrale della nostra polizia municipale. Nell'ultimo periodo c'è stata una vera e propria escalation di episodi di criminalità in città. Abbiamo in più di un'occasione sottolineato al Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza quanto importante sia il coordinamento delle attività a prevenzione dei fenomeni criminali. Non stiamo con le mani in mano e vogliamo stare a fianco alla nostra città. Non solo la Rinascente tra le vittime illustri, ma vengono presi di mira soprattutto bar, agenzie di cambio, piccole attività commerciali che spesso per i rapinatori producono bottini esigui, ma ingenti danni economici ai titolari, costretti non solo a riparare le vetrine e le saracinesche spaccate, ma anche a montare servizi di antifurto e videosorveglianza particolarmente costosi per evitare ulteriori brutte sorprese. A testimonianza che per i residenti e i commercianti di Palermo il Natale sarà tutt'altro che sereno. A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato 250.000 euro alla presidente di un'associazione anti-racket che aveva trasformato un bene confiscato alla mafia in una palestra abusiva. Sentiamo Emanuela Corsi. Era finita sotto inchiesta per aver occupato abusivamente un bene confiscato alla mafia per realizzare al suo interno una palestra privata con tanto di area fitness, spogliatoi, servizi igienici e reception. Fin qui nulla di strano, si fa per dire, se l'imprenditrice in questione non fosse però la presidente di un'associazione anti-racket. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di Valeria Grasso per l'occupazione abusiva di un bene sottratto al patrimonio dei boss di San Lorenzo e trasformato in un'attività che avrebbe causato un danno erariale di oltre 250.000 euro. Lo scopo del sequestro conservativo, scrive in un comunicato il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, è quello di garantire l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato. L'immobile, che si trova in via Matteo Dominici, era stato confiscato nel 2005 e devoluto al patrimonio dello Stato. Nel 2014 l'Agenzia per i beni confiscati aveva emesso un'ordinanza di sfratto per Valeria Grasso, ma lo sgombero dell'immobile non è mai avvenuto. Il 28 novembre dello scorso anno la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo nella palestra, dove ha trovato il figlio dell'imprenditrice, constatando che l'immobile non solo continuava ad essere occupato abusivamente, ma che aveva subito modifiche di carattere urbanistico ed edilizio mai denunciate, come la creazione di ambienti separati per il fitness, spogliatoi, servizi igienici, area reception e cambio di destinazione d'uso non autorizzati e realizzati in data imprecisata. A dare il via alle indagini la denuncia presentata da un imprenditore locale che lamentava il mancato pagamento di alcuni lavori eseguiti nel locale per un valore di circa 50.000 euro. A Palermo i carabinieri e l'associazione Doniamo un sorriso, Smile Live, hanno consegnato ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico di Cristina doni in occasione delle feste di Natale. Mentre a Siracusa, grande gesto di onestà e senso civico di un 47enne che, trovando per strada un borsello pieno di banconote arabe, orologi di pregio e un raro prezioso crocifisso, lo ha consegnato ai carabinieri. Un bottino che avrebbe trasformato il suo in un Natale ricchissimo e che invece è stato restituito al legittimo proprietario, un 58enne del luogo. Natale per tutti. Paola Tricomi, la ricercatrice universitaria di Catania che si batte da sempre per i diritti delle persone disabili, lancia una sfida. Chi organizza i cenoni riservi posti gratuiti per chi ha una disabilità. Giusy Lazzara.
La sua vita è una testimonianza di coraggio e determinazione. Paola Tricomi è una catanese ricercatrice alla Facoltà degli Stranieri di Siena. Scrive libri, non si è mai arresa neanche a quella sedia che la inchioda e le impedisce ogni movimento. Si batte da anni per affermare il diritto delle persone disabili in qualsiasi giorno dell'anno, anche per le feste di Natale e Capodanno. Chiedere ai ristoratori e a quante persone organizzano cenoni di Capodanno e di Natale di dare la possibilità un numero, insomma di considerare un numero di posti gratuiti per le persone con disabilità. Sarebbe un gesto carino per ricordarci che apparteniamo tutti alla famiglia degli esseri umani e abbattere un po' alcune barriere. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, ma le ricorda però che non ci sono solo barriere architettoniche da superare, forse le più difficili da affrontare sono altrove. La nostra incapacità come società ad accogliere le persone con disabilità come persone, né straordinarie né persone tristi, ma semplicemente come persone. Quindi le barriere sono primariamente culturali e per abbatterle serve tanta informazione e conoscenza. Una sfida per buone pratiche che darebbe un segnale concreto e fare un passo in avanti nell'inclusione di tutti. Babbo Natale in viaggio per distribuire i regali. Un'insolita letterina è arrivata da San Giovanni Galermo, periferia di Catania, mittente il piccolo Salvatore. Sentiamo Tonino De Mana. I sogni sono desideri, ma non per tutti. Sarà un Natale di luci, addobbi e festoni. Mentre il centro storico di Catania si illumina e si colora, a San Giovanni Galermo prevale soltanto il grigio. Dalla periferia dimenticata è partita la letterina a Babbo Natale di Salvatore, che a differenza di molti coetanei non ha chiesto giochi, palloni o maglie della squadra del cuore. Caro Babbo Natale, grazie che fai ai bambini tanti regali, ma quest'anno avrei delle richieste molto importanti. Vorrei che tu sistemassi le strade, illumineresti il quarto municipio e togliessi la spazzatura dalle strade che sono completamente distrutte. Grazie per questi doni che ci farai. Babbo Natale è già in viaggio per soddisfare tutte le richieste, ma ha preferito procedere a piedi, troppe le buche a San Giovanni Galermo. Non ha scritto letterine, ma interrogazioni e mozioni il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. È da 7 anni che noi chiediamo all'amministrazione centrale di asfaltare questo tratto di strada. Come vedete è completamente disastata. Purtroppo la periferia rimane sempre periferia, anche nel periodo natalizio non sono state messe le luminarie ed è un peccato. Un po' di bitume sarebbe gradito, quantomeno renderebbe felici automobilisti e scooteristi. Per tutti, buon Natale, anche da San Giovanni Galermo. Ma come sarà meteorologicamente parlando il Natale in Sicilia? Lo scopriamo in questo servizio di Orazio Longo. La pioggia e il vento che anche nelle ultime ore hanno provocato danni in Sicilia. A Palermo, come si vede da queste immagini, i disagi si sono verificati in corso Calatafimi, in viale della regione siciliana, con allagamenti nella zona del sottopasso di viale Michelangelo e alberi e cartelloni caduti in via Imperatore Federico, con decine di interventi di vigili del fuoco. Dovrebbero diminuire di intensità nelle giornate della vigilia e di Natale. Quello che si sta vivendo è il transito di un fronte freddo sul nord dell'isola, con una massa di aria artica marittima proveniente dalla Scandinavia. Le previsioni parlano di temperature in diminuzione, con nevicate previste sui Nebrodi, sulle Madonie e sull'Etna intorno ai 1000 metri e localmente anche a quote più basse. Venti di tramontana e grecale che rimangono persistenti, ma con tendenza a diminuire. Allerta gialla della Protezione Civile regionale, ad eccezione delle province di Siracusa e Ragusa. Il tempo per il giorno di Natale si prevede instabile, perturbato nel messinese, soleggiato con rapidi annuvolamenti e piovaschi sul catanese e nel palermitano. L'attività elettrica, cioè i fulmini, interesserà soprattutto la costa tirrenica. I mari rimarranno mossi, molto mosso lo Ionio, al largo agitato il Tirreno. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo.
Seconda parte del nostro telegiornale, Babbo Natale e musica tra le corsie del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Catania. Questa mattina ad allietare i pazienti dell'ospedale, ad annunciare l'arrivo del Natale, la zampogna di Attilio Vagliasindi. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Ibiscus. Ai giovani pazienti doni e uno spettacolo di animazione con i personaggi dei supereroi. E continuiamo a parlare delle atmosfere natalizie. A Catania si coniugano arte e cultura nel presepe realizzato dagli studenti del liceo artistico Emilio Greco nel cuore del centro storico della città, proprio sul sagrato della Basilica Collegiata, per essere ammirato da passanti e turisti. L'inaugurazione nel pomeriggio. Sentiamo Desiree Ferlito. Stringe intorno alla Natività e che nella creazione artistica ricerca ed evoca messaggi di fede, di amore e di pace. Il presepe è ispirato al Beato Angelico, alla Madonna del Magnificat del Botticelli e ad artisti minori del Quattrocento, realizzato dagli studenti e dai docenti del liceo artistico statale Emilio Greco, con la supervisione della stilista imprenditrice Mariella Gennarino. I ragazzi hanno preso ispirazione da tutte queste opere d'arte del 300, del 400. Abbiamo per esempio un angelo che qui non si vede, che è esattamente quello del Beato Angelico, però visto dai ragazzi. A Carmelo Asero, prevosto parroco della Basilica Collegiata di Catania, si deve l'idea del presepe artistico, che va ad aggiungersi a quello storico posto ai piedi dell'altare maggiore e al presepe tradizionale sito all'interno della sagrestia. L'idea del presepe nasce innanzitutto da un suggerimento, un desiderio dell'arcivescovo, che in questo è sempre molto vicino e presente e sensibile ad ogni iniziativa culturale, storico-artistica. Il presepe artistico sarà inaugurato oggi alle 19:30 nel cuore della centralissima via Atnea, per essere ammirato dai passanti e turisti. A renderlo unico nel suo genere le diverse tecniche adoperate dai ragazzi del liceo artistico. Le figure sono state realizzate mediante la tecnica della pittura acrilica su tavole di legno multistrato, precedentemente trattate con l'imprimitura. Realizzate il disegno sulle tavole, si è provveduto al taglio delle sagome, per poi procedere alla stesura dei colori. Le sfumature avvolgenti sia nelle vesti che nei decori hanno teso ad esaltare l'iconografia sacra dei personaggi. Ci fermiamo ancora, è una pausa e poi il calcio. Siamo al calcio, il Catania vince 4-0 col Sorrento e chiude nel migliore dei modi il 2024. Tripletta di Inglese, gol di Stoppa e a gennaio comincia il mercato. Pelligra ha garantito rinforzi. Marco Carli. 4 gol come 4 doni per feste più serene in casa Catania in una stagione difficile che apre il girone di ritorno e chiude il 2024 nel migliore dei modi. Per avere ragione del Sorrento devono trascorrere 70 minuti, poi il Catania diventa travolgente soprattutto con Inglese, scommessa vinta, 10 gol in campionato per uno dei cannonieri della categoria. Il primo tempo vive sull'emozione applaudita di Butano, 16enne portiere, e su poco altro, infatti alla fine sono fischi. Non abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo fatto meglio del Sorrento, perché 2 occasioni le abbiamo create con Stop e con Inglese. Siamo rimasti in partita senza perdere le distanze, senza perdere la voglia e i duelli. Questa è la cosa importante. Poi abbiamo trovato le soluzioni giuste, gli spazi giusti. I cambi sono fruttuosi, Menez torna in mediana e il Catania gioca, rischia con Todisco che prende la traversa, pareggia il conto dei legni con Stoppa e poi dilaga. Ci pensa ancora Inglese a fare la differenza con un colpo di testa che sblocca la partita e anche i rossazzurri. Stoppa ci mette qualità e con deviazione fa 2-0. Fantasia fa rima con Jimenez, capaci di servire un pallone d'oro a Inglese per il terzo gol. L'attaccante scappa poi indisturbato dopo il 90° per l'ultima rete. Poker al Massimino, dove prima del Sorrento i rossazzurri avevano segnato solo 7 gol. Ora diventa determinante il mercato. Ora il mercato è poi rapido e noi facciamo i cambi che c'è bisogno per fare la squadra più forte, ma stiamo giocando per fare questo. Portiamo la squadra avanti e andiamo più forti. Ogni giorno c'ha le sue difficoltà, però noi stiamo andando avanti per vincere e diventare più forti e più carichi. Questa sera al Provinciale si gioca Trapani-Foggia per la prima giornata del girone di ritorno. Franco Cammarasana. In Serie C si chiude con Trapani-Foggia stasera la prima giornata del girone di ritorno.
confronto che ritorna al provinciale dopo 24 anni. Vinse allora il Foggia per 1-0 contro un Trapani che aveva in panchina Eziolino Capuano, adesso come allora. E per il tecnico campano sarà la prima volta davanti ai tifosi granata dopo che di recente il presidente Antonini lo ha voluto al capezzale del Trapani per sostituire Totò Aronica. Di fronte la squadra sulla cui panchina era seduto fino a un mese fa, prima di andar via all'improvviso per divergenze con la società. Un Foggia che scende al provinciale ritemprato dalla Curazzauri, da quando è diretto dal tecnico abruzzese, infatti ha totalizzato ben 4 vittorie e 2 pareggi, subendo appena 2 reti. Il Trapani, guidato da Capuano, viene invece da 2 vittorie contro Casertana in campionato e Arezzo in Coppa Italia. Morale ritemprato e ambizioni rinnovate, ma stasera è chiamato ad un confronto le cui difficoltà sul piano tecnico ed emotivo non sono affatto quisquiglie. Era il nostro ultimo servizio, il nostro telegiornale si chiude qui, vi ricordo fra poco l'appuntamento con Anteprima Corner con Angelo Gagliano in studio, mentre questa sera Angelo Gagliano condurrà anche Corner, obiettivo puntato tutto sul Catania. Sicilia 24 tornerà alle 19. A tutti un buon pomeriggio.